Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo nella rubrica del Cerco Lavoro e questa sera abbiamo una ragazza di Trapani che è in cerca di un'occupazione. Si chiama Sebastiana e ha 33 anni. Ciao Sebastiana. Ciao. Allora Sebastiana, tu praticamente sei in cerca di lavoro? Sì, sono in cerca di lavoro. Che genere di lavoro tu vai cercando, Sebastiana? Allora, io più che altro nel settore sanitario, perché ho la qualifica di ausiliaria, di OSA e di OSS. Ho lavorato fino ad agosto presso l'azienda ospedaliera, ho lavorato anche all'ASL con la mansione di ausiliaria e vorrei lavorare in questo settore perché mi affascina lavorare e aiutare le persone bisognose. Certo. Quindi tu praticamente sei pratica come assistente anziani? Assistenza anziani, ovviamente come OSS si richiede l'assistenza della persona più che altro, indipendentemente che sia anziana o meno anziana. E quindi diciamo cerco lavoro presso perché è il lavoro che mi soddisfa di più. Anche come assistente disabile medio alto, sì, diciamo. sì. Non proprio disabile. Diversamente abile. Esatto. Ok. E quindi cerco lavoro anche presso case di cura, strutture private, cliniche private, purché sia serio. Certo. Va bene, Sebastiana, dimmi che studi hai fatto tu praticamente? Allora, io ho la licenza media, poi ho preso questo attestato di qualifica professionale che me l'ha rilasciato l'ASL di Empoli. Ho fatto l'esame ad agosto, quindi sono in attesa di un'occupazione. Certo. Va bene, ascolta, dove hai lavorato fino ad oggi? Fino al 31 agosto ho lavorato presso l'azienda ospedaliera. Esatto, quindi hai abbastanza esperienza. Sì. Va bene, amici telespettatori, avete conosciuto Sebastiana, 33 anni, di Trapani, che è in cerca di un'occupazione. Sebastiana praticamente ha esperienza per quanto riguarda assistenza anziani, anche come diciamo infermiera nelle case di cura, per cui se c'è praticamente fra di voi qualcuno che è intenzionato a dare un'occupazione qui a Sebastiana può rivolgersi attenzione al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Sebastiana è qui che aspetta, è motorizzata, la macchina ce l'hai, vero? Sì. Quindi ti puoi spostare nell'arco praticamente di tutta la provincia, lei è disponibile, per cui non dovete fare altro, amici telespettatori, che telefonare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Per quanto riguarda la rubrica del Cerco Lavoro, Alberto vi saluta e vi saluta anche Sebastiana. Ciao amici. Oh yeah!